Fotu che deve sgomitare per andare a prendere posizione, la prende nel mezzo angolo, si gira bene, altro giro, altro tiro, altro canestro. Aradori, su di lui Almeida, si va dentro da Sims che gioca in realtà fronte a canestro, poi va a spalle, si gira bene, trova un buon arresto di tiro, anche in equilibrio precario, ma è un italiano di adozione pure lui. Aradori invece è italianissimo. Lunen da casa sua, Martti Lunen, triplone, bello dai vai, ma c'è il recupero della difesa. Parks se ne va in bello stile e va a chiudere con altri 2 punti e 18° punto per la De Longhi. Stipcevic prova a buttarsi dentro, non c'è spazio per l'arresto di tiro, allora si va da Lunen che va dentro, riesce a trovare in uno spazio strettissimo Cassius Robertson di fila per la Fortitudo, che è stata brava a prendere sempre rimbalzi in attacco, ma poi ne è uscita mai dall'altra parte e qui Tessitori va. Il tocco della difesa, allora Imbro, Almeida se la gioca, spazio Parks da 3 punti e segna anche lui, e più 13 Treviso. E ora 8 secondi per la F per andare a chiudere il quarto. Aradori, step back da 3 punti, Aradori incendia la retina e finisce qui il secondo quarto. La sua Fortitudo -6 ora, ma Treviso muove bene la palla e Ivan Almeida segna ancora da 3 punti. Ora Aradori, Sims, Lunen che pesca ancora il taglio di Aradori. Sono 7 punti in fila per il numero 4 ospite. Palleggio di Logan che si butta dentro, serve Parks che ha spazio da 3 punti. Jordan Parks, altra tripla per aumentare la pericolosità da dietro l'arco della F. Lunen che tira da casa sua, Martin Lunen scalda la mano. C'è tutto lo spazio del mondo per Mancinelli che non cerca il tiro, va dentro e serve a Daniel che se la gioca in post basso con Tessitori, appoggia bene al tabellone e trova un canestro molto importante. Insomma è sicuramente una cosa che ci si ricorda. Intanto si rigioca, Tessitori va a schiacciare sull'assist di Matteo Imbro. Stipcevic, Aradori esce bene dal blocco e stavolta viene lui aiutato dal ferro del tabellone, esattamente come era successo dall'altra parte a Tessitori. Sul +6 Tessitori riceve, poi va a schiacciare dopo essersi liberato benissimo. Intanto si va per chiudere questa partita, ennesima palla persa della Fortitudo, e qui si chiude il match con David Logan che da 3 punti